benvenuti nel paese dei balocchi. Come si chiama il Veneto dei balocchi? Il paese di Giocattoli, no? Come chiama? Dei Sugatoli? Sì. Il paese dei Sugatoli. Diciamo, Sì. bene, scusa. I balocchi, Dei Sugatoli. Buongiorno a tutti e benvenuti nel paese dei Sugatoli. Così si chiama il paese dei balocchi che noi tutti conosciamo, diventa i Sugatoli nel Veneto e nelle avventure di Pinocchio. Pinocchio, tutti conosciamo Pinocchio e questo libro riporta questa famosa storia del Collodi, la riporta nella lingua veneta. Questa lingua che noi siamo abituati a parlare fin da piccoli, da giovani, per molti di noi è la madrelingua, però che purtroppo nel corso del tempo sta via via scomparendo, viene sempre meno usata soprattutto nelle città, nei grandi centri, nelle scuole e rimane ancora nei borghi più isolati. A Venezia si parla parecchio, io sento i veneziani più di altri, conservano con orgoglio questa diciamo lingua, lo senti nei bar, lo senti tra veneziani, parlano il veneto, forse di tante altre province e città del Veneto. Ed è con piacere che presento oggi un lavoro fatto dal Marco Boscaro, che è un libro, Le avventure di Pinocchio, che riprende, come dicevo, nella nostra lingua, nella nostra madrelingua, la storia famosa in tutto il mondo ed ha lo scopo di conservare e aiutare anche le nuove generazioni ad approcciarsi a questo grande, diciamo, racconto, questa grande favola, questa grande storia, mantenendo viva la lingua dei loro genitori, dei loro nonni, la lingua dei Veneti. Ed è un'iniziativa che ha un valore culturale molto elevato, soprattutto per il nostro territorio, tant'è che alcune scuole hanno deciso già di adottare questo testo. E quindi la conferenza stampa di oggi, poi passo la parola all'autore, o meglio ditemi voi la scaletta, poi all'autore e penso che sia chi ha fatto le rappresentazioni, il prefattore, ecco. Sì, loro faranno, poi andranno nel merito, il perché hanno fatto questa storia, ha lo scopo di questa conferenza stampa, di far conoscere quest'opera e di divulgarla, soprattutto nel mondo anche della scuola, nel mondo della cultura, perché credo che deve essere un libro che è presente in tutte le biblioteche, quasi in tutte le famiglie, dove alla sera magari qualche pagina viene letta o dai genitori ai figli o direttamente chi è capace di leggere e scrivere può leggerla direttamente. C'è un qualcosa di molto piacevole che aiuta a mantenere viva questo grande patrimonio che si chiama lingua veneta. E con questo io lascio subito la parola all'autore o al prefattore, non so, diciamo all'autore che è Marco Boscaro, che è della Riviera del Brenta, quindi nel centro del Veneto. Lasciamo la parola a lui che ci racconta come mai ha avuto questa idea, questa iniziativa. E prego, a te la parola. Sì, grazie. Allora, intanto ringrazio il consigliere Valdegamberi per la notevole introduzione, ringrazio tutti per avere la possibilità di essere qui a parlare di questo mio libro. E come diceva il consigliere, io ho deciso di pubblicare questa traduzione in lingua veneta appunto perché oggi rispetto a qualche anno fa, per esempio di quando ero bambino io, ho visto che soprattutto i giovani tendono a perdere l'uso della nostra lingua che ci tengo a sottolineare appunto che è una lingua vera e propria che ha origini più antiche anche della lingua italiana, che spesso viene declassata a dialetto, ma che dialetto non è, perché nei nostri territori qua si parla da secoli la lingua veneta, da millenni esattamente, più che da secoli. È corretto da un certo punto di vista parlare di dialetti veneti all'interno della lingua veneta, perché la lingua veneta che parlo io non è quella che parlano qui a Venezia città, non è quella che parlano a Padova, non è quella che parlano a Treviso, ma è una lingua ricchissima di sfumature, ogni territorio col proprio peculiare dialetto, che però appartengono tutti alla stessa lingua appunto veneta. E io appunto ho avuto il piacere di andarlo a presentare anche nelle scuole e addirittura una scuola di Campagna Lupia, che è sempre qua del veneziano, della provincia di Venezia,
e ha deciso anche di adottarla come libro di testo per le sue classi. Io ho avuto anche l'onore di andare a parlare con i bambini, che è una cosa molto anche divertente, perché la maggior parte dei bambini parole un po' in disuso, un po' obsolete, diciamo, per la nostra lingua, non le conoscono, e quindi è molto simpatico e carino anche a fare conoscere parole nuove. Allora, io poi ho usato anche una particolare grafia per la stesura di questo libro, anche se comunque un'ortografia e una grafia veneta, come può confermare Leo, ufficiali non esistono ancora. Non esistono ancora, infatti io non ho avuto la presunzione in questo libro di dire che il modo in cui l'ho scritto io e le parole anche a livello lessicale che ho scelto io siano quelle giuste. Una domanda, che Veneto hai usato? Beh, io ho usato il Veneto. Mare, quello che ti ha insegnato. Esatto, quello che mi ha insegnato mamma e papà. Sì, va bene. Quello che mi ha insegnato mamma e papà. Okay. Infatti l'ho messo nella prima pagina del libro, ho scritto: questa è la storia del burattino più famoso del mondo, scritto in lingua veneta, come che si parla tra Dolo e Vigonovo. Vedo questa precisazione. Esatto, no, appunto perché la lingua veneta declinata tra Dolo e Vigonovo. Tra Dolo e Vigonovo, no, ma appunto perché comunque a livello regionale, e non solo regionale intesa come regione veneta come la intendiamo noi oggi, ma anche proprio come la Venetia, anche la Venezia Giulia, che dove si parla anche là. Esatto. La Venetia, che poi Leo ci spiegherà esattamente cosa si intende per Venetia, ci sono infinite sfumature. Quindi ripeto, io... Le lingue io vivo, qualcosa di vivo che cambia da paese in paese, da contrada in contrada. Sì. Anche dalle mie parti, te vedi da un monte all'altro, da una contrada all'altra, cambia l'accento, cambia le parole, il vocabolario. Cioè qualcosa talmente dinamico e vivo una lingua che è impossibile imbrigliarla, è continua evoluzione. Infatti ho fatto anche un largo uso degli accenti nel mio libro, nella mia traduzione, ho fatto un largo uso di accenti perché appunto una stessa parola avviene pronunciata con l'accento, per esempio la O chiusa o la O aperta a seconda delle zone, o una E chiusa o una E aperta a seconda delle zone. Una curiosità, sì. Ma come c'è mio i bogoni vi altri? I bogoni come c'è mio? Non so cos'è chi sia. Allora, le lumache, come le chiamate voi le lumache? O i bogoli. I bogoli. Sì. I sciosi, i cornioi nel Vesentin, i sciosi nel Trevisan, i bogoni nel Veronese, i bogoli nel Venezian. Esatto. Vedete come una parola, quante parole ci sono per dire la stessa cosa. La nebbia stessa, per esempio qua a Venezia diciamo il caigo, ne diciamo la nebbia, per esempio. Mi ricordo un giorno, veniva su la nebbia sulla piazza San Marco, sì. E che erano veneziani lì sentati dove tanto volevo bere caffè. E quale, ho detto, ma cos'è la nebbia? Non è nebbia, è il caigo. Sì. È il caigo, ma sai lo sto caigo? Il caigo che viene su dal mare quando l'ho registrato perché è talmente bello sto qua, intanto vuoi ascoltarmelo. Sì, che poi se parla veneziano, dice così, dice, mi mordi sei caigo, ti ha visto? Dai caigo, sì, che è un'altra cadenza ancora. Sì, che ha una cadenza tutta, cioè un veneziano decitato lo senti subito. Quello lì era un veneziano doc perché parlava un veneziano, sì. Che a me piace, resto lì stupito ad ascoltarli delle volte. Quando sento i gondolieri, mamma mia, mi godo ascoltarli perché mi piace sentire quelle sfumature che l'italiano ha cancellato, appiattito, standardizzato tutto, mentre nella nostra lingua la sfumatura dialettale ha un calore, certo. Una capacità espressiva che è inutile, usiamo la lingua standard, straniera, ma non è la madrelingua, perché la madrelingua è quella delle sfumature che va ben oltre quello che la lingua che impariamo a scuola riesce a darne. Sì, che se addirittura in Veneto, nella lingua veneta, tra noi altri veneti, è la stessa parola che magari ha un significato standard per uno che non è veneto, a seconda anche dell'accento o della cadenza con cui la diciamo, dà significati proprio diversi. Se un mona. Esatto. Non mi è una brutta parola? No. No, le puoi essere che è una brutta offesa. Diciamo, che mona che le. A parole come la parola mona le piace usare, cioè, magari delle parole, non so,
che viene usata in base all'accento, in base al contesto, in base a dove le te metti, diventa positiva e negativa e non ecco. Ma anche in base all'accento, cioè all'accento che te dai o a... Esattamente. Non Noi abbiamo che poco dici. tempo, adesso, grazie, diamo la parola al, come si chiama, il prefattore. Leo Lazzarini, consulente storico per il cinema, nonché grande conoscitore della storia della lingua del popolo veneto, che adesso... No, perché tu qua, Perché non non va bene è la mia questo. voce che è più forte, non mi ha il microfono. È un po' giù de vose oggi. Allora, signori miei, ecco, mi sentio, scusami la raucedine, farò il possibile, che stasera qua anche una conferenza sarà dura. Mi vi parlo in lingua veneta e mi alzo che in piedi perché riesco a usare il diaframma così. Sei curioso, molte volte si pensa che il veneto dovrà scomparire, ma mi temo che prima scomparirà l'italiano. La lingua che mi amo. Vengo a fare dall'altra volta all'università dei testi, so bacheca, 35% c'era fatto in inglese. Quindi è probabile che prima scompaia una lingua simile, e mi dispiaceria, perché l'albionico, non so che mi piace moltissimo, lo considero una sorta di cartaginese fatto male, quindi preferisco comunque l'italiano. Quello che è curioso è che noi ti parliamo sempre della lingua dialetto veneto, però considerate, il primo che ha scritto in latino dei nostri d'oggi è stato Andrea Dandolo, un unico letterato, un personaggio incredibile che ha scritto una cronaca, perché prima si formava quel particolare linguaggio che veniva chiamato volgare rispetto al latino. E se è vero che il nostro è un dialetto, è certamente un dialetto del latino. Perché? Forse non sapevi, ma un bel studio l'ha fatto Marzo Magno, un grandissimo personaggio cultura di Venezia, il quale dimostrava che la lingua veneta e la lingua italiana, che addirittura la lingua italiana è stata grammatizzata e resa quindi fruibile alla penisola italiana proprio da due veneti, Trissino e Bembo. Bembo lo conosci perché era il grandissimo personaggio che aveva tutte quante stamperie e gli ha dato innovazioni incredibili, e loro nel 1460 circa intendeva dare una lingua unica alla penisola italiana e che c'era due correnti di pensiero. Quella del Trissino, che voleva solo dargli il cortigiano, cioè tutti quanti i lemmi, le parole che te trovavi nella penisola italiana, riunirle in una grammatica e farla diventare la lingua franca degli italiani. Bembo che ha detto, oh, vecchio mio, proprio così mi ricordo, che fa, oh, vecchio mio che ha detto, ma perché? Io sa pronta tutta quanta una storia scritta da Dante, la 1308, che è la Divina Commedia, l'ha scritta bene, noi la prendemo, la grammatizziamo e la facciamo venire fuori come la lingua italiana. E se per quello che non abbiamo piede e non pede, come che diceva invece i toscani del 1400, perché nel 1300 i toscani diceva piede. Inoltre, ad avvalorare maggiormente ancora l'idea che il nostro non può essere un dialetto dell'italiano, è il fatto che la più antica scritta tra latino e volgare è l'indovinello veronese della signora veronese, in cui siete una scuola di scrittura che parla dei bovi, esattamente, che parla sta roba qua, no? Che sei in lingua veneta e quindi in volgare. Italiano e veneto nascono come volgari del latino. A nostra è una lingua stupenda. Inoltre ricordate sempre che una lingua comporta in sé anche lo spirito dei popoli. E perderlo sarebbe veramente una sciocchezza. Ad esempio, se notano altri che abbiamo sempre l'inversione per fare una domanda, ghetto, a Venezia dice tiga, ma perché? Venezia è un pochettino più universale come porto e quindi c'è due un pochettino di più alle varie gestioni linguistiche, perché arrivava tanta gente e tante robe si cambiavano. Prima, Sino Varda Gamberi che ha detto caigo è una parola bellissima che deriva dal latino caligine. Quindi ti metti insieme queste robe che è caligine. Che è molto bello, a differenza da nebbia. E dopo il bellissimo pipistreo, che è il barbastreio, che tu trovi nella stessa maniera, te lo trovi in tutta quante, anche in Emilia, perché anche in Emilia ha forti influenze di quella che era la cultura veneta, ma questo è un discorso che ne porteria molto distante, che anche a Origa stesso termine barbastreio, no? Che se parla in latino, da cui deriva la parola pipistreo, è tutta un'altra roba. Quindi una lingua immensa,
una lingua che Marino Sannudo la portava avanti benissimo, è scritto che una volta gli ha detto: ma perché ti interessi tanto della nostra lingua, della nostra cultura? E io che ho risposto, che trovo una dolcezza incredibile, e gli ha detto: fioi miei, Dio mi dà una buona memoria, una buona voce e tanta connessione sulle robe che dico, perché per anni ho studiato le carte del governo e mi si sentivo in colpa. Mi si sentivo in colpa se mi non avesse dato agli altri quello che mi ho conosciuto. E quello che mi afferma allora, che portare avanti la nostra lingua, se portare avanti a spirito del nostro popolo. Quando che noi decideremo di smettere di studiare la nostra lingua e di portarla avanti, non tanto a favore degli italiani, che, insisto, è una lingua che amo, che credo anche di parlare piuttosto bene. Infatti esame di maturità sono l'unico che ci passi su 40 persone, perché a me piaceva proprio, è una lingua stupenda, e però quando che devo arrabbiarmi, quando che devo dire qualcosa, quando che devo contare altre emozioni, dico in veneto, perché questa è la mia lingua, questa è quella che il mio spirito parla, questa è la mia vibrazione. E quando che passo per Venezia, e anche quando che vado fuori a Venezia, sono andato a fare un documentario in Lessinia, e che c'era qui che vincevano i cimbri, no? Non stai a confondere con i cimbri di Mario, per favore, che ho sentito che questo, I seguì che sono venuti nelle guerre di religioni a Venezia, e Simbar vuol dire taglialegna, non c'entra niente con i cimbri di Mario, perché sta curioso che dopo la battaglia questi qua vengono a rifugiarsi nella Venezia, territorio alleato di Romani, che era dall'altra rata e botte, no, non si qui. E c'era benissimo l'amore che Ori aveva per Serenissima in generale, ma parlava un veneto spaccecatamente identico al nostro, qualche lemma di differenza, ad esempio, che può essere a differenza, come in tutte le lingue europee, tra la F e la V. Ad esempio, tra la B e la V. Noi diciamo Venezia, però i slavi dice Benetke, se c'è una forma di betacismo, un pochettino come gli spagnoli che parla di vino e vino, no? Così come a G e a V, Bogo e Bovo, Bovoeti e Bogoeti. A mai contenta l'organizzato misto dice Bogoeti, Taveoriagis e Bovoeti. Quindi quello che per noi altri pare di differenze, per un glottologo invece è di sciocchezze, cioè delle divisioni nate all'interno di una medesima, scusami la parola, coinè culturale. E bello vedi, fai questa prova. Che un gruppo di Trento che si chiama Articolo 31, e parla in lingua veneta. Ascoltei e dopo ascoltavi a Mula del Parenzo, passando per Monfalcon, che invece di altri gruppi. Asè una lingua identica, comprensibilissima, la variazione è minima. Perderla, buttarla via, a favore di un globalismo, scusami se parlo di questo, identitario, a patto che tutto su uguali agli altri, la valorizzazione delle differenze quando che differenze ti rende uguali, perché ad esempio questa sta forma di idiozia, no? Mi faccio un elogio di differenze a patto che tali differenze mi renda uguali agli altri. È una puttanata, una sciocchezza, scusami, infinita. Bisogna valorizzare le persone, perché soltanto che nell'individuo, nell'avere la propria percezione di individuo, può esistere una vera forma di libertà. Soltanto quando che ti capisci che te sì, te puoi comprendere l'altro. Perché soltanto che neanche ti ha percezione di te stesso, non ti puoi avere nemmeno percezione dell'altro. E questo che noi altri diciamo, che perdendo alcune situazioni, noi altri perderemo quello che abbiamo di più sacro, la nostra identità, la nostra maniera di rapportarsi con l'altro, e la nostra maniera anche, scusami anche questo termine un po' beccio, di amare l'altro, ma soltanto attraverso te stesso. Te puoi riflettere che a luce che dopo diventa comprensione. Il tentativo di essere tutti quanti uguali a tutto, fioi, perderemo tutto quanto, anche noi te stessi. Quindi, grande Marco che ha fatto un lavoro simile e speriamo che sia il primo. E grande Leo che mi ha fatto una prefazione eccellente. Grazie. Bravissimo Leo, guarda, ha fatto sognare ancora Marco di più il Veneto. Quando parlavi di Lessinia, io sono da Lessinia, vengo. Te vengo io, i Redan Tauch. Il Redan è un altro Tauch, parlo un antico cimbro, antico tedesco anche, abbiamo altre lingue. Parla tedesco, ma col buon tedesco non si intende. Ed è proprio vero anche adesso, perché se parlo con tedesco bisogna parla con calma perché non capisci niente. Ma comunque la cosa bella è che da noi si parlava il cimbro, dopo il cimbro spariò progressivamente, è rimasto pochissime persone, e subentrà il veneziano, diciamo il veneto di allora,
E tant'è che ho notato che c'è più somiglianza tra la lingua che si parla nelle mie zone con quella di Venezia che non altre zone, perché da noi è entrato proprio il momento, sono arrivati i veneziani, hanno appreso la lingua del momento, che era proprio quando era i veneziani di Venezia che entrava, che allora controllava tutto l'entroterra, eccetera, eccetera. Bene, e concludiamo, anzi lascio la conclusione al mio amico Agirmo, che è di un'associazione particolare, Patrioti Veneto, per dire gente che ama l'attaccamento, diventa la patria veneta, come la patria è la terra dei padri, quindi la terra dei padri, quindi questo legame ancestrale, antico di questa terra, che è stata una terra che non entriamo nella storia dei Veneti perché avremo da parlare ore e ore con discussioni di varia natura, che comunque ha origini antiche, che è una terra così benedetta da Dio, perché la terra dove vediamo dalle più alte montagne, dalle più alte vette dell'Europa, fino ad arrivare al mare, ai laghi, alla pianura, è una terra completa, non manca nulla nel Veneto, è una terra, forse la terra più completa che possiamo mai trovare al mondo, tra l'altro una terra che con clima splendido, una situazione, siamo sul 45esimo parallelo, quindi a metà, e c'è anche una teoria, anche lì una teoria che qualcuno nel passato dice che nella metà, nel mezzo sta il meglio, perché tra il troppo sud e il troppo nord ci sono gli estremismi. Nel Veneto l'arte dei mediare, mediazione, i veneziani stessi, buoni commercianti. Se non sei un buon commerciante, se non sai mediare, se non sai un attimo trattare con gli altri, se ti chiudi e ricci, non mi aveva che i veneti, io sospettosi, chiusi se stesso, tutt'altro. È un popolo più aperto che è al mondo, più tollerante, più comprensivo degli altri, perché non per niente ha una cultura nel DNA mercantile, quindi aperta alla relazione con gli altri. Quindi questi stereotipi che spesso vengono associati al Veneto sono proprio del tutto inventati, del tutto fuori luogo, perché siamo proprio l'antitesi, perché se è un Veneto va d'accordo con tutti, non ha miei problemi. Ecco, lascio lui la parola per un cenno di conclusione. Ringrazio Stefano, è gentilissimo anche di essersi prodigato logicamente per questo incontro. E allora da parte nostra, come già accennato, Patrioti Veneto proprio è quello che cerchiamo nel limite del possibile di portare avanti tutto quello che c'è di storicità nel territorio e portarlo a conoscenza a tutti quanti. E nella fattispecie Pinocchio, proprio da Marco Boscaro, che è l'autore, quello che ci ha colpito non è solo per noi normale che fosse stato scritto in dialetto veneto, ma soprattutto in lingua veneta. Sì, io faccio apposta perché così dopo vengo richiamato. E più che altro la storia di Pinocchio, cioè nella fattispecie di Pinocchio, cioè voi provate a immaginare il senso e il significato che l'autore storico che ha fatto il libro, partire da un ragazzino di legno quasi vivo per trasformarsi in un essere umano. In quel passaggio lì c'è stato perché ha acquisito quella maturità, quell'acquisizione di valori, no, che casualmente Patrioti Veneto porta avanti. È proprio per questo che noi ci stiamo prodigando e anche nelle scuole ci muoveremo per portare a conoscenza soprattutto ai ragazzi, no, che sembra quasi tipo un libro normale, ma in realtà trasmette quei valori che oggi come oggi non solo stiamo perdendo la conoscenza della lingua, ma stiamo perdendo anche la consapevolezza di certi valori, e per noi ci teniamo molto. Ecco, io non voglio prodigarmi più di tanto, passo la parola al dottor Stefano, ringrazio comunque da amico e da consigliere. Prego. Bene, concludiamo qui, grazie a tutti per la vostra partecipazione, salutiamo anche chi ci segue, chi avrà modo, chi segue ora, chi ci seguirà anche sui social, sui media, e invitiamo tutti a portarsi a casa questo libro, perché questo qua è un libro che entra tra quei libri in Veneto che ogni famiglia veneta deve avere e soprattutto deve far leggere ai figli. Posso fare una precisazione, Stefano? Volevo far notare, in virtù proprio del fatto che dicevo all'inizio che la lingua veneta cambia molto anche a distanza di pochi chilometri, che chiaramente il lessico mio non sarà il lessico di tutti quei che c'è qua. Il libro è anche il testo a fronte, quindi ogni pagina
il testo in veneto a destra e il testo straniero in italiano a sinistra, quindi ciascun lettore può confrontare la parola, perché magari una parola che uso un altro non la conosce, quindi va a guardarsi nel testo a fronte e il corrispondente significato della parola. Bene, c'è anche questa particolarità. Poi già dire che una volta che una lingua da orale, quindi in continua evoluzione, diventa scritta, scrivere vuol dire bloccare, fissare, vuol dire fossilizzare un qualcosa che di per sé, per natura, è fluido e lo fossilizzo, quindi fossilizzo quel momento storico, in quel luogo particolare, in quella situazione, quindi diventa poi una convenzione con la lingua lì, quasi qualcosa di astratto, però la lingua vera è quella che insegna nostra madre, questa è la nostra madrelingua. Bene, chiudiamo qui e buona giornata a tutti.